sempre, evidentemente. Allora, due linee di condotta. Una è quella tradizionale nostra nei mercati, nelle fiere, nei blogger, nell'educational, eccetera. L'altra è quella nuova di sperimentare un call center che credo affiancato a un evento di questo tipo, un domani, come sarà con gli alpini, potrà funzionare per dire quando devo venire per capire cosa c'è, cosa succede, chiamo questo numero e mi dicono tutto, che non è l'informazione istituzionale, ma è proprio dire cosa c'è da vedere e quanto costa. Per il resto l'auspicio è un auspicio quasi certezza che evidentemente il turista arriverà, perché l'importanza di tale evento è tale, ma anche per storia già passata, che sicuramente il turista vero si fa vedere. Su quanti, come un po' di crisi che la gente prenota all'ultimo momento, un po' di attenzione al prezzo, bisognerà personalizzare l'offerta, come si sta facendo. Le richieste stanno arrivando le prenotazioni, per il momento in mostra e subito dopo la ricerca del soggiorno, del prenotamento, della visita guidata, del pranzo piuttosto che della cena, eccetera. Stanno comunque arrivando. È un po' presto, ma l'auspicio è veramente positivo. Obiettivo minimo i 250.000 visitatori della mostra. Minimo, è molto cauto anche Goldin, lui dà anche una percentuale sua nota, conosciuta, che la sua clientela ormai è sua, di quanti normalmente si fermano rispetto ai visitatori, quanti, ossia di questi visitatori, diventano turisti. Azzardiamo un 10-20%, è già un buon risultato, è già un buon effetto, anche perché ne abbiamo bisogno, visto che l'occupazione, come è stato detto, non è poi garantistica.